Si è svolta stamani presso la cattedrale di Agrigento una messa interforze di preparazione al Santo Natale celebrata dall'Arcivescovo e dai cappellani dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Continuano le iniziative contro la violenza alle donne, la CGIL in piazza ad Agrigento e la CISL con un convegno presso la sala del Libero Consorzio. Giuseppe Nobile è stato eletto segretario cittadino dell'ADC di Favara. Si è conclusa la rassegna internazionale Premio Telamone 2023 presso la Sala Zeus del Museo di Agrigento, giunto alla sua 46esima edizione, registrando un notevole successo di pubblico e di critica. Finisce con un pareggio la partita di calcio tra l'Agragas e la Cereale, una panoramica sportiva dei risultati di eccellenza. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TVA Notizie. Si è svolto stamani presso la Basilica Cattedrale di Agrigento a San Gerlando una messa interforze in preparazione al Santo Natale celebrata dall'Arcivescovo di Agrigento e dai cappellani dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Moscato ha seguito l'evento. Un momento di comunione, di religiosità, una preparazione al Natale per i rappresentanti delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, dei militari. È un appuntamento annuale, un bel appuntamento annuale questo della convocazione in preparazione al Natale. Da parte delle forze armate, delle forze di pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, un po' di tutti quegli uomini e quelle donne che sono al servizio della sicurezza su scenari diversi, dalle missioni di pace delle forze armate alla salvaguardia e al controllo del territorio delle forze di polizia, all'attenzione dei vigili del fuoco quando il loro intervento è richiesto, non solo per la piaga degli incendi, ma anche per tanti soccorsi, direi quasi domestici. Per tutti una presenza importante nel nostro territorio, con quel tratto riconosciuto un po' da tutti, con quel tratto di umanità che conservano, custodiscono e diffondono gli uomini e le donne che svolgono questo servizio. Qual è il messaggio che il pastore della Chiesa agrigentina dà a loro? Siate custodi e portatori della pace. Negli scenari in cui vi trovate a operare, che possono essere, ahimè, quelli della guerra, e ce ne sono troppe in questo periodo, guerre, quelle conosciute e quelle sconosciute. Pensiamo all'ultimo scenario, che è quello tra Gaza, Palestina, Israele, quello dell'Ucraina, quello del Sud Sudan, fermo l'elenco perché l'elenco, ahimè, è lungo. E non perdete la fiducia di fronte alle situazioni in cui ciascuno di voi si possa venire a trovare. Un momento di preghiera, di raccoglimento per uomini e donne in divisa. È così, questo è un momento in cui si fa famiglia, si fa comunità e si crea la coesione, quella coesione che ci fa unire attorno all'altare per attingere dall'unica fonte che ci dà forza e naturalmente quel coraggio per fare meglio nella società, soprattutto nell'aiutare il prossimo. E coloro che appunto indossano un uniforme e una divisa già lo fanno, perché attenzionare il prossimo già è una preghiera. Un momento di comunione e riflessione per le donne e gli uomini in divisa. Sì, è un momento fondamentale. Oggi qua ad Agrigento si sta celebrando la messa organizzata proprio dall'Interforze
come hai detto poco fa tu, è un momento di comunione, di unione, in previsione anche delle festività natalizie, in un momento storico e politico anche così importante, dove in ogni angolo del mondo c'è sempre, ahimè, una guerra. La CGIL di Agrigento scende in piazza per dire basta alla violenza sulle donne. La manifestazione si è svolta nella giornata di sabato pomeriggio presso la piazza Porta di Ponte di Agrigento. Le interviste. La CGIL questa sera in piazza qui a Porta di Ponte per una manifestazione contro la violenza sulle donne. È il momento di prendere atto che la violenza contro le donne purtroppo sta assumendo caratteri non più tollerabili. Dobbiamo renderci conto tutti, nessuno escluso, che 105 donne ammazzate sono un prezzo impressionante. È arrivato il momento che le famiglie, le istituzioni, il governo in particolare faccia la sua parte. Le famiglie perché nessuno deve essere esente, ci sono certamente tante famiglie che non hanno di questi problemi, ma bisogna educare ognuno per la propria parte, tutti i nostri ragazzi a portare rispetto alle donne. Il governo deve rendersi conto che non è sufficiente la repressione, è un governo che pensa di risolvere tutti i problemi, e sono tanti, della nostra società con la repressione, invece bisogna fare prevenzione. Questo governo deve mettere a disposizione delle scuole i fondi per i professionisti capaci di insegnare la cultura del rispetto a tutti i nostri figli. Ecco, noi oggi siamo in piazza per fare proselitismo verso la città di Agrigento, verso gli agrigentini, così come in tutta Italia tante piazze stanno facendo la stessa cosa. C'è anche il coinvolgimento di alcuni studenti? Sì, le nostre responsabili dei dipartimenti, Caterina Sparacino con Maria Concetta Barba, hanno messo in campo una bella iniziativa coinvolgendo l'Istituto Raffaello Politi. Abbiamo dei ragazzi magnifici, una ragazza che ha disegnato lo stemma di questa iniziativa e altre ragazze con altri ragazzi che reciteranno parti importanti per informare i cittadini di come smetterla con la violenza. Anche Alfio Mannino, segretario della CGIL Sicilia, ha voluto essere presente qui questa sera ad Agrigento per dire la sua anche contro questa giornata della violenza contro le donne. Ma assolutamente sì, perché tutto ciò che sta avvenendo, la violenza contro le donne, la violenza non solo fisica, naturalmente dà il segno e il senso di una società che si sta sempre più degradando. E dire no alla violenza alle donne significa anche provare a costruire un mondo del lavoro diverso, che gli dà più opportunità, che consente loro di poter lavorare avendo gli stessi diritti e le stesse opportunità degli uomini. E poi ciò che sta davvero accadendo, non più accettabili, tanti femminicidi che naturalmente parlano innanzitutto al genere maschile e che non può e non deve assolutamente continuare a fare quello che sta facendo sin qui. E quindi per questo la nostra testimonianza, non sono le donne che debbono parlare, siamo noi uomini che dobbiamo parlare e dobbiamo dire adesso basta. Parliamo di questa iniziativa oggi che vede coinvolti qui la CGIL ma anche i ragazzi dell'Istituto Politi. Sì, abbiamo voluto partecipare dando la nostra adesione anche come scuola, perché la sensibilizzazione che noi facciamo da anni rispetto a questo argomento oggi può e vuole trovare espressione nella sensibilità di queste ragazze e ragazzi che hanno avuto voglia di fare sentire la loro voce, perché ognuno di loro può fare la differenza. Sono Martina Siracusa e penso che questo sia un tema molto importante e molto ricorrente, quindi dobbiamo farci sentire e non stare in silenzio ma fare un gran rumore. Io sono Caterina Sparacino, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della CGIL. Oggi siamo qua perché è davvero intollerabile tutto quello che succede in Italia, perché dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per dire basta alla violenza contro le donne, perché 107 femminicidi dal 1° gennaio 2023 ad oggi non è davvero tollerabile. La CGIL oggi vuole dirlo e siamo qua in mezzo alla gente proprio per lanciare un segnale per far riflettere su quello che è la violenza contro le donne.
Io sono Ludovica Catalano e oggi è la serata da cui deve partire il nostro motore di azione contro tutte quelle violenze che non è possibile continuare a vedere e a sentire. Sono Buscema Alfonso, vengo da Ragona e oggi siamo qui perché pensiamo che questo tema sia veramente un tema importante e che non si debba trascurare. La CGIL oggi vede in prima linea gli uomini dell'organizzazione sindacale per lanciare questo forte messaggio che il problema della violenza contro le donne non sono le donne sono esclusivamente le vittime della violenza, il problema è degli uomini e sono gli uomini oggi in prima linea, gli uomini della CGIL a dire basta alla violenza contro le donne. Una tavola rotonda si è svolta stamani sulla violenza di genere dal titolo Cercare, trovare e scegliere le vie di fuga, organizzata dalla CISL Funzione Pubblica, diversi e qualificati coloro che hanno relazionato sul tema presso la Sala Giglia della provincia regionale di Agrigento. Noi abbiamo seguito l'evento. Oggi la CISL insieme con le varie componenti per discutere del problema della violenza contro le donne con qualificati esperti della società civile, anche la Polizia di Stato, insomma vari elementi atti a fornire quelle informazioni che solitamente non si hanno. Sì, oggi abbiamo voluto organizzare questa tavola rotonda per continuare a discutere su questa piaga che affligge la nostra società e che difficilmente può essere superata se non si fa una costante opera di presa di coscienza della problematica che è insita in ogni uomo, nel senso che anche nei piccoli gesti alberga la violenza e quindi il nostro obiettivo è quello di tenere alta l'attenzione anche quando il coinvolgimento emotivo, mediatico che c'è stato negli ultimi giorni per ciò che è accaduto nel caso Cecchettin, riteniamo che appunto sia importante tenere alta l'attenzione. E noi come comunità di persone, come organizzazione sindacale abbiamo la necessità di portare avanti questi temi a prescindere da quelli che sono gli adempimenti statutari di vari coordinamenti donne o quote rosa, ma è importante portare avanti un messaggio chiaro che senza la consapevolezza non potrà esserci mai un miglioramento della condizione della donna sia nei luoghi di lavoro che nelle famiglie che nelle comunità in senso stretto e ampio. E che l'uomo ha l'obbligo di fare una seria analisi di coscienza e prendere consapevolezza del fatto che ogni giorno abbiamo un mostro di cui una scimmia impazzita da dover domare all'interno del nostro cervello. La CISL oggi insieme ad altre personalità per discutere delle problematiche delle violenze contro le donne, ecco un momento importante di riflessione. Sì, assolutamente, siamo contenti che la Federazione della Funzione Pubblica ci ha invitato a partecipare in rappresentanza appunto di tutta la CISL a questo importante momento di sensibilizzazione. È importante appunto che se ne parli perché il tema è prettamente culturale, è da lì che bisogna partire perché evidentemente il sistema ancora non agevola la parità di genere. Noi come CISL infatti anche sabato scorso siamo stati in piazza a Roma per cercare di chiedere un cambiamento nella legge di bilancio che sia più a misura di donna. Ci sono tante cose interessanti ma ci sono anche tante altre cose che vanno assolutamente migliorate. Ovviamente come sindacato possiamo fare molto anche noi perché noi prendiamo in carico la persona in tutte le sue dimensioni ed ecco che attraverso la contrattazione dobbiamo impegnarci anche noi di più affinché riusciamo ad ottenere delle conquiste che siano sempre più vicine ai bisogni delle donne lavoratrici naturalmente. Ecco, lei è stata oggi qui relatrice di questo interessante convegno della CISL, la funzione pubblica contro la violenza alle donne, ecco, ha dato anche dei consigli, ecco, quanto è importante parlarne e relazionarsi anche con le forze dell'ordine. Parlarne è sicuramente importante, innanzitutto per dare dei consigli, soprattutto quando si tratta di persone giovani come sono gli studenti, gli alunni delle varie scuole con cui abbiamo in questi giorni fatto numerosi incontri. Io e altri colleghi ci siamo trovati ad andare in giro per le scuole in varie situazioni a parlare ai ragazzi proprio perché si trovano in una fase della loro vita in cui hanno bisogno di maturare, di avere degli spunti di riflessione da fare propri per poter affrontare
le situazioni che si troveranno a vivere crescendo e andando avanti con gli anni. Ovviamente la nostra presenza serve anche ad avvicinare i ragazzi alle forze dell'ordine, far capire che non devono assolutamente vederci come nemici, ma come dei punti di riferimento, dei posti a cui poter chiedere aiuto. Noi siamo sempre ovviamente vicini alle persone, il motto della Polizia di Stato per esempio è proprio esserci sempre, quindi esserci nei confronti di chiunque abbia bisogno d'aiuto, quindi sia che sia per un intervento di protezione, di tutela, di intervento quindi quando già una situazione si è creata, ma che sia anche per una semplice chiacchierata da fare con noi nei nostri uffici per poter avere dei consigli, per capire come regolarsi quando si trovano in difficoltà. Noi ovviamente ci siamo sempre. Anche il Sorocchimis presenta questa iniziativa della CISL dove si discute della violenza contro le donne. E ringraziamo la CISL per averci voluto dare uno spazio per raccontare ciò che fa il Soroptimist su questo tema. Noi in questo biennio abbiamo declinato questa tematica in mille rivoli, ecco che oggi qui noi li raccontiamo per quella che è la nostra percezione e per quelle che sono state le vie di fuga che come club abbiamo voluto offrire a chi si trova all'interno di questa spirale di violenza, ma non solamente, bisogna anche avere grande attenzione alla comunicazione rispetto a un fatto educativo, perché la nostra è una società diseducata alla sconfitta e proprio da questo viene fuori quella spirale di violenza. Passiamo alla politica. Si è svolto a Favara il congresso della Democrazia Cristiana. Giuseppe Nobile è stato eletto segretario cittadino. Ha seguito per noi l'evento Giuseppe Moscato. La Democrazia Cristiana di Favara celebra il suo congresso cittadino. È stata un'affollatissima assemblea che conferma il grande consenso che il partito di Totò Cuffaro sta riscuotendo. Presenti al congresso lo stesso segretario nazionale Totò Cuffaro, quello regionale Stefano Cirillo e il capogruppo all'Ars Carmelo Pace. Presente anche la segretaria provinciale Antonietta Vita e i 4 consiglieri comunali di Favara, Rino Castronovo, Marianna Zambito, Salvatore Fanara e Ignazio Sorce. L'Assemblea ha eletto il segretario cittadino Giuseppe Nobile, con lui gli altri organi del partito, vice segretario Raffaella Vinciguerra, presidente Cristina Gargano, vicepresidente Giuseppe Bellavia, segretario amministrativo Marianna Zambito, segretario organizzativo Linda Bosco. Nel Dipartimento Pari Opportunità sono state elette Erika La Russa, Antonietta Iacono, Almerinda Petrino. Nel Dipartimento Giovanile Francesco Rimini, Antonio Palumbo, Marco Dulcetta. Ma sentiamo le interviste. Oggi fa il suo congresso cittadino, ma qui a Favara la Democrazia Cristiana è nata ed è esattamente col segretario cittadino che oggi è stato eletto che è cominciata l'avventura della Democrazia Cristiana in provincia di Agrigento. Lui è stato il primo consigliere comunale assieme a Bellavia che ha natalito la Democrazia Cristiana, quindi un doveroso mio qui è gradita presenza per ricordare una storia e per ricordare soprattutto il lavoro di una persona che è quella del nostro amico ora segretario cittadino Peppe Nobile, ma soprattutto per ricordare un grande risultato della Democrazia Cristiana regionale per il merito anche del nostro amico Salvo Fanara, perché senza quei voti probabilmente l'ADC non avrebbe preso il seggio di Agrigento, quindi vale la mia presenza per ricordare l'impegno dei 2 protagonisti. Quali sono stati i temi fondamentali di questo congresso? Peppe ha annunciato alcune linee programmatiche che svolgerà nei prossimi giorni, ha fatto un direttivo e lo ringrazio molto perché il 70% del direttivo è donne e questa per noi è una cosa molto gradita perché la Democrazia Cristiana vuole essere giovane, vuole essere donna. Ha parlato dello sviluppo del territorio, ha parlato dell'occupazione, ha parlato della capacità di dare risposte politiche a tanti che da troppo tempo vivono nel precariato e aspettano ancora una possibilità di poter avere un lavoro sicuro. Ha parlato dei temi della sanità che in provincia di Agrigento diventano sempre
sempre più scottante, quindi lavoro ce n'è tanto e a partire da Favara, il suo progetto, il suo programma e il suo lavoro che metterà assieme agli altri consiglieri comunali perché si possa anche dall'opposizione fare gli interessi della città e soprattutto dei cittadini, credo che sia una scelta programmatica che va tenuta in grande considerazione. Da primo consigliere comunale della Democrazia Cristiana adesso a segretario cittadino, un passo ma anche un impegno importante. Assolutamente sì, perché qualche anno fa, come ho detto poco fa durante il congresso, abbiamo creduto fortemente nel progetto che il presidente Cuffaro stava lanciando nella regione siciliana. L'abbiamo sposato e abbiamo creduto fortemente nei valori della Democrazia Cristiana. Componendo un gruppo consiliare all'epoca, oggi ci troviamo ad avere 4 consiglieri comunali, un segretario provinciale, un coordinatore di collegio. Abbiamo una realtà che va assolutissimamente sulla scia della crescita del partito e noi è da qui che dobbiamo iniziare, è da qui che dobbiamo dettare già una linea programmatica anche per le prossime comunali. Oggi Favara raggiunge un altro grande traguardo. Il 21 di ottobre abbiamo avuto il congresso provinciale con la mia nomina a segretario provinciale. Oggi il testimonial al nostro nuovo segretario Giuseppe Nobile. Favara si pone sempre al centro come un laboratorio politico, un momento di grande crescita per lavorare per la città, per lavorare per la provincia intera. Sono tanti gli impegni che abbiamo assunto con la città ma che assumiamo con la provincia intera perché noi vogliamo portare avanti tutta una serie di istanze, di proposte concrete, fattive ed operative. Il motto nostro è far valere le cose che contano e partiamo quindi da Favara insieme a tutti i comuni della provincia perché tutto ciò si possa realizzare. Assolutamente sì, la Democrazia Cristiana è stata veramente il primo partito alle scorse comunali circa 2 anni fa. Oggi in questa giornata veramente fredda ma con il calore della tanta gente che c'era qui con noi, perché c'era veramente tantissima gente a Favara, e sono veramente orgoglioso da giovane consigliere comunale assieme ai miei colleghi consiglieri comunali Rino Castronovo, Marianna Zambito, Ignazio Sorce, al segretario provinciale Antonietta Vito, all'amico Peppe Nobile che faccio i miei più sinceri auguri per questa importantissima nomina. Si è conclusa la rassegna internazionale Premio Telamone 2023, giunta alla sua 46esima edizione presso la Sala Zeus del Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento, registrando notevole successo di pubblico e di critica. Noi abbiamo seguito il servizio. Si è conclusa la rassegna internazionale Premio Telamone 2023, 46esima edizione nella Sala Zeus del Museo Archeologico Regionale Griffo di Agrigento, registrando un notevole successo di pubblico e di critica. A ritirare quest'anno la statuetta del Telamone, simbolo di tenacia e determinazione, sono stati la campionessa pluripremiata nel lancio del giavellotto, l'agrigentina Giusy Parolino, il giornalista e scrittore Roberto Alaimo, l'eminente oncologo Fabio Calabrò, il procuratore generale della Corte di Appello di Messina Carlo Caponcello, l'artigiano innovativo e fondatore di Sigla Salvatore Fazzino, il presidente nazionale dell'Azione Cattolica Giuseppe Notrastefano, il gruppo industriale Macaluso, leader nel panorama internazionale nel settore del cibo, il prefetto Valerio Valenti, consigliere di Stato, e Don Pino Vitrano, responsabile della missione di Speranza e Carità di Palermo, fondata insieme a fratello Biagio Conte, cui è stato assegnato il Telamone per la pace e la solidarietà. Fratello, vi auguro in ogni momento serenità, pace e tanta pazienza. Non scoraggiatevi mai, andate sempre avanti, scavalcando così qualunque ostacolo potrete incontrare in questa vita. Il Signore vi benedica e vi protegga di vero cuore. Ciao e buon lavoro. Fratello Biagio. Sono soddisfatto per la riuscita della serata, ho visto tante persone che hanno dato lustro alla nostra città, sono delle eccellenze di primissimo piano, gente che opera per un futuro migliore e soprattutto per dare a noi esempi di qualità
perché la vita è fatta di esempi, ma anche e soprattutto di impegno, e loro sono persone impegnate nel sociale, nell'imprenditoria, nella cultura e soprattutto nello sport e nel giornalismo, quindi sono soddisfatto per la riuscita della serata. Una scelta difficile quella dei premi Telamone. Ma di solito c'è dietro un impegno costante, c'è una ricerca, c'è anche un modo di scegliere le persone. Alla fine si raggiunge l'obiettivo dimostrando a tutti che è possibile fare un premio con dignità e soprattutto con impegno. Effetto presente a questa manifestazione, questa consegna di questo premio prestigioso che è il Telamone, ecco una sua impressione. L'impressione è molto positiva soprattutto per un motivo, tanto per il prestigio del premio, un premio che esiste da quasi 50 anni e non è facile nel mondo di oggi tenere le tradizioni così vive, attive e presenti nel tessuto sociale. Poi oggi mi è toccato di premiare un collega illustre, Valerio Valenti, prefetto, adesso consigliere di Stato, con cui fino ad appena un 20 giorni, un mese fa, ci occupavamo insieme dei problemi di Lampedusa, lui come direttore a livello nazionale naturalmente del Dipartimento che si occupa di immigrazione e io come prefetto di Agrigento, quindi della provincia che costituisce la vera e propria frontiera dell'immigrazione verso l'Italia. Quindi è stato anche un motivo personale, fortemente personale, che mi spinge a dire che è stata veramente una bella occasione. Prefetto, le posso fare una breve intervista? Lei oggi ha ricevuto questo premio consegnato proprio dal suo collega prefetto di Agrigento. Sì, a cui mi lega fra l'altro un'amicizia fraterna, abbiamo lavorato mesi insieme per l'immigrazione, Agrigento e Porto Empedocle e Lampedusa sono frontiere in questo ambito e io lo voglio anche ringraziare del lavoro che in questo anno lui ha svolto a supporto del Dipartimento, ci ha consentito di affrontare e di superare molte criticità. Tra pochi giorni mi conferma che sarà aperto il nuovo hotspot di Porto Empedocle e io confido che le sfide che l'immigrazione propone potranno essere accolte e superate grazie anche al contributo di tutta la società civile. Una manifestazione importante questa del Telamone, ecco che effetto fa ricevere questo premio? Ecco anche effetto, fa un grande effetto, questa è la mia città, la città dove sono nato, cresciuto, la città dove ho tante cose e in cui un giorno ritornerò. È un'emozione, è un riconoscimento alla mia professione, spero di averla meritata, la ringrazio per la sua attenzione, grazie. E il giornalista lo faccio ormai abbastanza poco, mi fa piacere questo premio perché va in un solco che ha tracciato Leonardo Sciascia, che io considero un modello ancora oggi insuperato, e prendere questo premio sulle sue orme è una cosa che mi riempie di enorme orgoglio. Un lavoro meraviglioso, dicevo prima che mi ritengo fortunato a poter fare un lavoro del genere perché mi dà la possibilità di aiutare le persone e di conoscerne tantissime e di straordinarie. Oggi è per me veramente un onore essere qui, ho incontrato personalità straordinarie e veramente sono sinceramente onorato di avervi potuto ricevere un premio di questa grandezza. Grazie ancora. Allora, intanto grazie alla famiglia Cirona per questo premio bellissimo che sicuramente ripaga di tante lotte, dovrei usare anche un termine forte, sofferenze, perché spesso vivere in contesti difficili purtroppo ti pone a percorrere dei percorsi difficili. Io volevo dedicare questo premio a tutte le donne, oggi è la festa internazionale della lotta alla violenza sulle donne e va a tutte le donne coraggiose che scelgono e hanno sempre scelto la libertà e il coraggio. Lo dedico a loro, grazie a tutti. Certamente una grande emozione, un riconoscimento così importante in una città che mi è molto cara. È un premio anche che mi associa a altre personalità davvero prestigiose per la funzione sociale e l'impegno pubblico. Sono molto onorato della motivazione, che è quella soprattutto che riconosce l'importanza di un servizio, di una grande associazione come l'Azione Cattolica Italiana, che si spende per far crescere il senso di comunità nella vita di questo Paese e sviluppare un senso civico diffuso per il bene comune di tutti.
Intanto è un grande onore per me che la famiglia Cirona mi abbia messo gli occhi addosso da qualche anno, quindi sono grato a loro, sono grato alla mia famiglia e grazie a tutti voi che mi avete voluto premiare. Premio Telamone al gruppo Mancuso, un gruppo leader nel mondo industriale. Sì, siamo stati onorati di questo prestigioso premio e niente, è diciamo, un'altra grande soddisfazione per me, per la famiglia e per tutti i nostri collaboratori. Un marchio diciamo, importante a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Sì, oggi diciamo, contiamo 60 paesi all'export, poi facciamo tutto l'Italia a tappeto, specialmente nella grande distribuzione. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. È un torneo di burraco di beneficenza, è stato organizzato dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara. Moscato ha seguito l'evento. Un torneo di burraco di beneficenza è stato organizzato dal Centro Culturale Editoriale Renato Guttuso di Favara. Una serata conviviale finalizzata alla solidarietà con i partecipanti al torneo dell'apprezzatissimo gioco di carte, il burraco appunto, che è servita a raccogliere fondi per dei pacchi dono da destinare alle famiglie meno abbienti nel periodo natalizio. È stata comunque una vera gara con coppe, medaglie e gadget per le coppie vincitrici, ma soprattutto è stato un momento di riflessione e condivisione in una delle tante ed importanti iniziative promosse dal Centro Culturale Guttuso, presieduto da Lina Urso Gucciardino. Sì, il Centro Guttuso continua il suo impegno perché questo è il momento di continuare a lavorare, a servire il popolo. Noi quest'anno abbiamo cercato di renderci utili proprio per aiutare chi ha bisogno e sono tanti. Abbiamo fatto le iniziative a favore dell'AIRCI, a favore dell'UNICEF, ma pensiamo anche ai nostri poveri e quindi Natale sarà con loro e questa manifestazione, cioè questo burraco di beneficenza, sarà dedicata a loro con dei pacchi dono che daremo alle chiese per distribuirli ai nostri poveri. Il Centro Guttuso è iniziato effettivamente come un centro culturale, però ci siamo accorti che la cultura dei libri, la cultura intellettuale serve moltissimo perché bisogna educare la mente, però in questo momento alla cultura della mente è necessaria la cultura del cuore ed è quello che il Centro Guttuso porta avanti. Che attraverso il gioco del burraco il Circolo Guttuso, l'associazione culturale Renato Guttuso, riesce non solo a coinvolgere tutti gli iscritti, quindi a consolidare i rapporti di amicizia che ci sono tra i soci, ma dà un vino, uno scopo particolare che è quello della beneficenza, assieme a tante altre iniziative che hanno caratterizzato e da sempre e anche ora, forse ancora più di prima, dati i tempi che sono quelli che sono, praticamente riesce a effettuare tanta beneficenza a vantaggio di chi ne ha bisogno. Interrompiamo la partita, se possiamo, per un piccolo commento a questo momento che è ludico perché si gioca, è conviviale perché si sta assieme, ma è anche importante perché c'è la solidarietà. Sì, abbiamo innanzitutto, te lo permetto solo perché siamo in un tavolo di amiche e non di rivali, è un momento molto bello perché veramente si gioca con una doppia sfaccettatura che è la beneficenza, che è il fine appunto di questa serata, ma è bello ritrovarsi soprattutto con l'accoglienza di tutti i soci e non solo, è veramente un momento molto bello. Ma Peppe, ti devo salutare perché è il mio turno. Sono passati 25 anni dall'uccisione di Mico che con il suo coraggio ha perso la vita. Noi questo convegno l'abbiamo pensato non solo per ricordarlo, ma per dire quanto è importante il lavoro legale, la legalità dentro il lavoro. Ecco, forse a volte si sottovaluta appunto la figura del sindacalista che è esposto in prima linea.
Esatto, noi ci ritroviamo a fare il primo front office con i cittadini, con gli assistiti, e lo facciamo in un territorio che spesso e volentieri non è contento e che magari spieghiamo alla gente che ci sono possibilità di lavorare, di pretendere il lavoro vero, il lavoro retribuito e soprattutto sicuro. Non si può accettare che si continui a lavorare con cantieri che procedono con appalti al massimo ribasso. Chiediamo che il lavoratore, oltre a essere retribuito, lavori in maniera sicura. Molte cose sono cambiate, sono stati compiuti per alcuni versi dei grandi passi. Anche il Ministero degli Interni, ad esempio, ha riconosciuto nel 2006 mio padre vittima innocente di mafia. Però per altri versi, insomma, i passi sono ancora piccoli, nel senso che comunque il processo, dopo le dichiarazioni di Giuffre, sono state dichiarazioni importanti e anche dettagliate, ancora un processo non ce l'abbiamo. Ecco, lei quando 25 anni fa, vivendo a casa con suo padre, viveva in un clima, lo vedeva preoccupato, era un momento difficile da uomo. Lui cercava di garantire una certa serenità in famiglia, però non sempre ci riusciva, e nell'ultimo periodo effettivamente era particolarmente preoccupato, ansioso di sapere dove era andato quando uscivo, si vedeva insomma che c'era qualcosa che non lo faceva stare particolarmente sereno. E oggi è l'occasione intanto per ricordare amico Geraci, che è uno di noi che nel difendere la legalità ha perso la vita. È l'occasione per riproporre una serie di temi che riguardano il lavoro, la sicurezza sul lavoro, il lavoro in nero, chi evade i contributi. C'è ancora in questo paese una illegalità diffusa che per noi deve diventare una questione culturale, ed è uno dei temi sui quali noi sfidiamo il governo ad agire in modo più deciso. Troppi pochi interventi, scarsa decisione su morti sul lavoro, sulla sicurezza, e scarso disponibilità a combattere l'evasione contributiva e il lavoro in nero. Abbiamo pochi ispettori, poche ispezioni. Oggi è l'occasione per ricordare tutto questo. Finisce con un pareggio l'incontro di calcio tra l'Akragas e Cerreale per 3-3. Lentini ha seguito l'evento. Trasferta stregata per l'Akragas di Mister Coppa, che avanti di 3 gol e grazie ad un primo tempo perfetto si lascia raggiungere nel secondo da un micidiale tris dei padroni di casa. Di Maura, Leuca e Perez avevano fatto sognare i tifosi biancazzurri, anche perché la Cireale si è ritrovato in inferiorità numerica. Poi il ritorno della compagine di Marra, che sospinta da un sempreverde Savanarola, pian piano conquista campo e riescono a pareggiare i conti con Maltese, Cicirello e lo stesso ex biancazzurro. Da sottolineare l'espulsione del portiere Sorrentino, che ha pareggiato i conti numerici sul rettangolo di gioco. Adesso l'Akragas osserverà un turno di riposo e riprenderà il 10 dicembre fuori casa sul campo del San Luca. In classifica generale la compagine dei Tende raggiunge il sesto posto con 20 punti in compagnia del Reggio Calabria e del Sant'Agata. Ma vediamo quali sono stati i risultati di questa 15ª giornata di andata. Portici Ragusa 0-0, Reggio Calabria Reale Casalnuovo 1-2, San Cataldese Locri 4-1, Siracusa Trapani 0-0, Igea Canicattì 1-2, San Luca Castrovillari 3-2, Acireale Akragas 3-3. Hanno riposato Gioiese e Vivonese. Spazio alle interviste. Assolutamente sì, credo che sia alla portata di tutti che questa partita oggi per me deve lasciare l'amaro in bocca, perché ha del paradossale per quello che ha espresso la squadra, perché la squadra ha giocato un calcio secondo me per 65 minuti davvero ad altissimi livelli. Non è la prima volta che ci dicono che ci esprimiamo a questi livelli, però se abbiamo pareggiato 3-3 vuol dire che abbiamo anche le nostre responsabilità, le nostre colpe. E dobbiamo smetterla di parlare degli arbitri, così ci dicono, perché è giusto che sia così. Poi io non ho visto ancora le immagini, per cui non mi consento, non mi permetto, però mi dicono che l'espulsione non era giusto che avvenisse.
però voglio dire, ho fatto una premessa importante, non ho visto le immagini, mi dicono che il rigore non ci fosse neanche, la verità è che io torno a casa con un 3-3, ma non so fino a che punto sia stato meritato da parte della Cireale. Questo non significa che io, come ha fatto anche il mio direttore, non faccio i complimenti alla Cireale per la reazione, per la determinazione, per l'aspetto caratteriale, ma da un punto di vista tattico e tecnico credo che oggi abbiamo visto un Agragas superiore alla Cireale. Mister, vado a concludere. Una squadra che veniva da un buon pareggio ottenuto con la Vibonese e 2 prestazioni, l'altra contro il Trapani, però credo che lei, è un merito che le va riconosciuto, ha studiato bene l'avversario, non fidandosi dell'entusiasmo, no, e di quella personalità che la Cireale aveva avuto nel corso della partita precedente. Oggi in quel primo tempo credo voi avete giocato bene, però siete stati anche un po' favoriti da una Cireale che era smarrito soprattutto nella linea nevralgica del campo. Guardi, io alla vigilia ho detto che andavamo a giocare una partita difficilissima perché conoscevo il valore dell'avversario e perché veniva da 2 pareggi importanti, oltretutto con la Vibonese conquistato anche fuori casa. Però io credo che sia giusto anche non parlare tanto del demerito, ma soffermarsi sui meriti dell'avversario, perché la Cireale poteva avere soltanto un grande entusiasmo, come ha detto lei, per cui oggi mi aspettavo una Cireale diverso. Se non lo è stato è anche merito, credo, dell'Agragas, per cui perché parlare sempre dei meriti degli altri e mai dei meriti quando ci sono? Per cui io credo che oggi debba essere riconosciuta, oggi, nella giornata di oggi, perché ci mancherebbe, parlo per 65 minuti, poi non mi permetto e non mi consento, non sono presuntuoso fino a questo punto, però credo che per 65 minuti ci sia stata una squadra che sotto tutti i punti di vista abbia surclassato l'altra, ma non c'è nulla di polemico in quello che voglio dire e non c'è, credetemi, perché altrimenti vado via dalla conferenza stampa e pensate che il mister sia una persona arrogante e presuntuosa. Io lo voglio fare senza polemica, sono arrabbiato, sono deluso e voi vi rendete conto, perché io vinco 3-0 una partita che posso soltanto stravincere, come meritavamo di stravincere, sto tornando a casa con un 3-3. Guardi, mi ha fatto una bellissima domanda, perché io oggi non le so rispondere, le saprò rispondere domani se ci sentiamo al telefono, perché oggi vado da qui è ancora caldo, io non sono, spesso sono lucido, oggi no, e per cui potrei rispondere in maniera non del tutto precisa. Io dico semplicemente che potevamo perdere la partita alla fine nel momento in cui siamo rimasti in parità numerica, però io penso pure che se la Cireale è rimasta in inferiorità numerica è perché credo che l'Agragas giocasse talmente bene che alla fine la Cireale ha subito l'espulsione, l'ha subito per questo, non l'ha subito per un fallo di reazione o per qualcosa che non ci stava nel gioco del calcio. La nostra espulsione invece mi dicono che sia stato un fallo di reazione, quindi un fallo stupido, e quindi per questo siamo rimasti in parità numerica e si è riaperta una partita. E credo che anche questa differenza vada fatta, è giusto che vada fatta. Post gara Cireale Agragas finisce 3-3 in sala stampa. Il direttore sportivo dei biancoazzurri Giuseppe Cammarata, questo pareggio ha sicuramente il sapore della beffa per i biancoazzurri. Ma guarda, per come è maturato sicuramente per noi è una beffa. Consideriamo che per 63 minuti, penso che non mi sbaglio, anche per chi ha visto la partita, c'è stata solo una squadra in campo, questa è stata l'Agragas. Siamo andati sul 3-0, eravamo pure in superiorità numerica, però in un campo come il Tupparello, che io conosco bene, se non stai sul pezzo per 97 minuti rischi di fare le figure che abbiamo fatto noi. Praticamente noi siamo riusciti a rianimare la Cireale, ma devo fare i complimenti alla Cireale perché ci ha creduto, è andata sul 3-3 e la nostra squadra è mancata di maturità, perché ci può stare che prendi 3-1, ma non vuol dire, come si suol dire, perdere il controllo della gara. Ti dico la verità, dopo il 3-3 mi sono un po' preoccupato che non prendevamo nemmeno il pareggio. Sì, direttore, abbiamo detto già un po' tutto, perché alla fine la fotografia della partita è quella, un Agragas perfetto,
per un'ora abbondante, e poi ha preso quel gol con la distrazione sul calcio d'angolo, la sciocchezza del portiere che va a fare palla a gioco fermo sul giocatore della Cireale, il rosso rimette in equilibrio numerico la partita. Poi è anche vero che ha aiutato per la Cireale il gol subito dopo praticamente di Cicirella, che ha fatto riaperto il punteggio, però appunto una squadra, forse l'Akragas, che in un po' tutta la stagione ha dimostrato di essere un po' fragile dal punto di vista mentale. Sì, come ho detto poc'anzi, purtroppo noi abbiamo tanti giovani in campo. Vedi il nostro portiere, il ragazzo mi dice che ha preso un cazzotto in faccia e poi lui ha spinto il calciatore della Cireale, e io ho detto guarda, vuol dire che l'arbitro non ha visto il cazzotto, ha visto la tua spinta, ha fatto bene a cacciarti fuori, ma tu non devi fare la spinta perché stiamo vincendo 3-1, siamo in superiorità numerica, però questi sono errori di gioventù che noi purtroppo abbiamo pagato anche in altre gare, vedi la gara di Locri. Però l'unica cosa buona che ci rimane, devo fare i complimenti al mister, alla squadra, perché per 63 minuti ha sciorinato un grande calcio. Devo dire che la Cireale era incappato nella più bella prestazione della ragazza quest'anno. Però dai, il calcio è bello perché, ripeto, fino al 97esimo non devi mai mollare, e poi rifaccio nuovamente i complimenti alla Cireale perché ci ha creduto. Non hanno mollato, anche se facendo, diciamo, un gioco confusionario, ma ci hanno messo alle strette. E vediamo ora una panoramica sportiva sul campionato di eccellenza curata da Carmelo Lentini. Brutta giornata in eccellenza Girone A per la Pro Favara, che cede l'intera posta in palio al cinico Marineo. Ne approfitta la Nissa, che supera la Folgore con il più classico dei risultati e va in fuga con ben 6 punti di distacco. Anche il Mazzara 46 vince il derby, approfittando dell'incredibile inattesa sconfitta interna della Pro Favara. Quindi si avvicina alla seconda posizione e si posiziona a un solo punto dalla compagine agrigentina. Perde anche lo Sciacca in casa con il Casteldaccia. Ma ecco i risultati. Accademia Trapani Castellammare 0-1, Athletic Club Palermo Fulgatore 2-2, gara che è stata giocata sabato, Don Carlo Misilmeri Supergiovane Castelbuono 1-2, Geraci Aspra 4-0, Nissa batte Folgore 2-0, Pro Favara Oratorio Marineo 0-1, Unione Sportiva Mazzara 46 batte il Mazzara per 4-0 e quindi Unitas Sciacca Casteldaccia 1-2. Per quanto riguarda il campionato di promozione è stato osservato un turno di sosta, si riprenderà prossimamente il 3 di dicembre. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.